Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Avete visto che il titolo oggi è Egregore gialla. È un titolo che ho messo così che possiate arrivare da soli a ciò di cui andremo a parlare. Voi sapete benissimo ormai, perché ne ho parlato in più video e comunque è un argomento che eh, tutti arrivano a conoscere prima o poi, che un egregore è un agglomerato, diciamo così, un'entità vivente alimentata dallo psichismo di un insieme di persone che condivide eh, alcuni ideali, alcune finalità, eh, degli intenti e così via. Dunque esistono appunto egregore di varie dimensioni e di varie ragioni. Possono essere egregore di tipo spirituale, egregore di tipo materiale, egregore, pensate anche solo per esempio ai tifosi di una stessa squadra. Ecco, quella stessa squadra diventa a sua volta un egregore che appunto sostiene la squadra. Questo è un esempio, ma è un esempio calzante del motivo per cui molte squadre poi sono effettivamente molto vincenti proprio perché eh, sono alimentate da un insieme di persone che credono in questa squadra, nella sua potenzialità di vincere e così via. Dunque sono tantissime le egregore che si formano, sono proprio come delle entità, degli esseri viventi veri e propri e che appunto donano a tutti i membri che alimentano queste egregore, donano dei vantaggi, donano comunque una determinata forza e un senso di appartenenza. E questo senso di appartenenza appunto è ripagato con degli esiti, che possono essere di natura materiale, di natura morale, di orgoglio. eh, Sono tantissime le cose che un egregore appunto può dare, come anche delle opportunità, delle possibilità anche di natura materiale, e lo stesso, la persona che è fagocitata dall'egregore la nutre, e dunque non è uno scambio ehm, eh, diciamo a una sola direzione, è a doppia direzione, ma mentre l'egregore è potente e può donare, diciamo così, soprattutto perché è alimentata da tantissimi individui, può donare determinati vantaggi. Il soggetto che fa parte di queste egregore, soprattutto quando è una parte attiva dell'egregore, si svuota alla lunga. Comunque è una dinamica che abbiamo già affrontato e esaminato in altri video, in altre condivisioni. Oggi vi parlo in particolare di un egregore, appunto lo chiamate egregore gialla, che è un egregore fortissima, è un egregore che molto silenziosamente si è spinta verso l'Occidente e molto silenziosamente comincia a espandersi in maniera sempre più forte. Ehm, Voglio che analizziate anche voi questo fenomeno, perché se adesso la cosa non è evidente o ancora qualcuno non ha visto l'entità di questa cosa, nel tempo avrete modo di verificare voi stessi che non è errato quello che vado a dirvi, anzi è esatto, preciso e profetico, diciamo così. Eh, Questa egregore è alimentata da circa 2 miliardi di persone. È un egregore dunque estremamente forte, estremamente antica, perché è un egregore che ha origine, fonda origini veramente in tempi remoti e dunque viene alimentata non solo nel tempo e dal tempo stesso, ma anche da un crescente numero di individui che aumenta sempre di più. Dunque questa crescita esponenziale la porta ad essere un'egregore gigantesca e fortissima.
È chiaro che in termini di equilibri questo depone a sfavore di altre egregore che, sebbene della stessa natura, sono nettamente inferiori, più piccole, più deboli. Eh, Senza contare che oggi noi, come italiani, come occidentali, ma soprattutto come italiani, abbiamo un egregore sempre più debole, poiché la nostra etnia è già messa a durissima prova dagli eventi, dal tempo e anche da una sistematica operazione di demolizione. Dunque gli italiani non riescono più a riconoscersi come italiani o ancora pochi riconoscono l'appartenenza alla bandiera, una bandiera che tra l'altro è stata imposta, perciò in un certo senso non esiste un vero popolo italiano, è un popolo costruito dalla TV, è un popolo costruito da altre forze che hanno fatto leva su un finto orgoglio, non esiste un orgoglio nazionale, almeno non lo è esistito fino a quando non lo hanno inculcato dentro di noi, mettendo a disposizione una squadra nazionale italiana nell'atletica, nel calcio, alle Olimpiadi, mettendo a disposizione un inno nazionale. Hanno fatto tutta una serie di, diciamo, interventi, di cose per cui hanno imposto, diciamo così, un egregore e effettivamente nel tempo, vuoi per le guerre che si sono poi verificate, vuoi per i sacrifici che abbiamo fatto congiuntamente da nord a sud, siamo diventati un popolo, seppur frammentato, seppur diverso da nord a sud, da est a ovest, seppur molto differenti anche nei dialetti, nei modi di interagire, nei modi di pensare, nei modi di organizzarsi, siamo comunque diventati un popolo. Ma capite che a differenza di un popolo che è un'unità da millenni, la nostra egregore è debole, mentre era forte per esempio l'egregore dell'impero romano. Stiamo parlando però di altre cose, e di altri movimenti che appunto possono essere visti e letti anche dal punto di vista occulto. Oggi dunque non dobbiamo sottovalutare l'egregore gialla, questa egregore che si è infilata con calzini, con giocattolini, ehm, anche con una mentalità completamente diversa, una mentalità ehm, di lavoro, di annientamento anche dei diritti umani, una mentalità in cui insomma ci si pone un obiettivo. Ricordiamoci che hanno grandissime competenze anche dal punto di vista delle strategie, hanno un vantaggio, questa egregore è fortissima, assolutamente forte e attenzione, presto, presto, entro il 2025, avranno ben 7 portaerei, di cui 4-5 a propulsione nucleare e non le stanno costruendo per trasportare giocattolini e magliette colorate. Dunque siamo pronti e attenti perché questa egregore presto, forse non la vedremo subito, ma suppongo che nell'arco di un centinaio di anni eh, avrà completamente fagocitato anche molte egregore minori e sicuramente eh, rischieremo appunto di sparire. Ma attenzione, come etnia noi siamo già agli ultimi rintocchi di campana perché come vedete è già in atto un procedimento di estensione, di accettazione, insomma di accoglienza di altre etnie e quello che oggi noi conosciamo ancora come tradizioni, come nostra cultura, andrà a mescolarsi con altre tradizioni, altre culture e poi via via un po' a sparire. Questa è una cosa che dovete considerare come già fatta,
perché sarà così, sarà quasi impossibile ehm, fermare questa cosa e tra l'altro vi consiglio di non pensarci nemmeno a fermarla, perché se un domani qualcuno potrà difenderci, sarà proprio questa nuova linfa che ci proviene da quest'altra popolazione, diciamo, con egregore nera, ecco, chiamiamola così, per farvi capire senza dire. Dunque, sappiate che già la nostra egregore è in sfacelo, il disfacimento anche della fede cattolica è anche qui motivo, diciamo, della debolezza della nostra egregore, anche perché è una religione che non ha più nulla da offrire, è una religione che è chiusa, eh, settaria, non meno di quelle che accusa di essere settarie, è una religione che non mette in contatto con Dio, è una religione fatta di sottomissione. Dunque, capite, cercate di osservare dal punto di vista dell'egregore. Siamo destinati a non riconoscerci più fra un centinaio di anni, come è potuto avvenire in passato, comunque anche solo per un frangente, per un transito, una fase di passaggio. Anche l'Europa stessa, che è stata messa insieme a forza, non ha trovato quella vera, giusta motivazione, perché ognuno tirava e tira ancora adesso la corda dalla sua direzione, e dunque è comprensibile che siamo destinati a soccombere in un certo senso, perché non abbiamo i mezzi per contrastare questa egregore fortissima, ripeto, alimentata da millenni, eh, da un numero sempre crescente di individui e così via, ma anche da un potere economico che cresce, e pensare che sono arrivati qui quasi come rispetto, ecco, rispetto ai diritti conquistati sul lavoro, a livello di persone, di individui e a livello di diritti civili, arrivano un po' come pseudo schiavi, ma di loro stessi. Attenzione, non è che hanno mai lavorato per noi, attenzione, non è che hanno mai lavorato nelle nostre fabbriche, nelle nostre industrie, al contrario, loro sono stati furbissimi. Attenzione, loro sono millenni avanti a noi, ci hanno messo in tasca con calzette, mutandine, giocattolini. È così, cari miei, perché noi abbiamo cominciato a produrle là, abbiamo cominciato a farle produrre per noi, e adesso noi cosa abbiamo? Quasi più nulla. Tutto quello che è nostro sta ehm, sparendo o viene assorbito dal loro potere economico, dai loro investimenti. Attenzione, che già qua siamo già indietro, abbiamo già passato la linea di confine, la famosa linea di non ritorno. Dunque attenti, perché queste egregore presto avrà, e lo stanno testando, un missile che viaggerà a 119.000 km orari. Hanno un aereo, diciamo un caccia, che va 5 volte alla velocità del suono. Non si era mai vista una cosa del genere. Non sottovalutiamo l'egregore gialla. Oggi però non vi voglio demoralizzare, non era questo il mio intento, vi voglio dire che l'unico strumento che ci resta è la magia. Sì, cari, l'unico strumento che ci resta è il percorso magico iniziatico, perché è l'unica strada che svilupperà le nostre capacità latenti, che svilupperà la nostra connessione con il divino, che ci tutelerà dall'essere fagocitati da qualsiasi egregore, non soltanto l'egregore gialla o quella che è, ci renderà liberi, anche se costerà un'immensa fatica, ma credetelo, sarà meno faticoso che fare da schiavi per qualche altra egregore, ricordatevelo, datevi da fare. Dunque io oggi vi offro una soluzione, vi offro un percorso, vi offro delle possibilità, vi offro la possibilità di risolvere le disarmonie della vostra esistenza, di diventare forti, equilibrati, centrati, di sviluppare i vostri doni che verranno, emergeranno lentamente in questo percorso, ma emergeranno,
e di potervi difendere voi stessi, i vostri cari e tutte le persone che un giorno sentirete di poter difendere. Non solo, vi renderà forti, assolutamente forti. Dunque questo è il percorso, questa è secondo me la soluzione, l'unica. Poi che la facciate con me, che la facciate autonomamente, che la facciate con altri, ricordatevi che è questa l'unica soluzione ed è l'unica religione perché vi legherà al divino che è dentro di voi. È la vera, autentica religione, è la vera, autentica fonte di libertà. Sappiate, la conoscenza, il sapere e la pratica, insomma il mondo iniziatico. L'unica difesa e l'unica possibilità che abbiamo e che ci resta è questa. Dunque non lesiniamo, non perdiamo tempo, diamoci da fare e cominciamo ad attuare una strategia, cominciamo ad attuare una vera risoluzione, una vera rivoluzione della nostra esistenza e diamoci ai nuovi inizi. Sia questo per voi un incoraggiamento, ecco, ad un nuovo inizio. Parleremo comunque di nuovi inizi in una prossima condivisione. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.